Buongiorno squadra! Avete presente quando organizzate un'escursione e tutto parte bene, anzi più che bene? Sentiero figo, tutto ben segnalato, aspettative alle stelle. Ma poi da lontano vedi sopraggiungere delle nuvole e sei sicuro che non arriveranno fino a lì. Ecco, appunto. Allora, questa parte del percorso è uno dei tratti più panoramici del giro che faremo oggi. E per quanto a noi piaccia camminare nel silenzio più totale, avvolti da una nebbiolina tipo paludi morte ai confini di Mordor, quando si tratta di fare un percorso considerato estremamente panoramico, tutto questo ti fa girare un pochino i marroni. Niente da fare, Monte Verzenis lo lasciamo per la prossima volta. Purtroppo c'è appunto quello che mostra Cristina dietro, tanta foschia, nebbia e visuale zero. A questo punto facciamo tutto quello che è possibile fare. Curiosiamo all'interno della Casera Val, entriamo dove non si può entrare per vedere la cava di marmo, saliamo su un monte a caso cercando un po' di panorama. 1868 metri, Monte Lovinzola. Noi speravamo da qui almeno di riuscire a vedere un po' di panorama, qualcosina, ma la giornata niente, va contro tutte le buone prospettive che avevamo. Ma soprattutto costruiamo un ometto per indicare il percorso che abbiamo fatto, perché non era proprio così ovvio. Ci dirigiamo quindi verso la vecchia stazione teleferica dove partiva il marmo per essere trasportato a valle. E per finire, invece di prendere il sentiero più facile, imbocchiamo quello più panoramico, perché in una giornata così era assolutamente da fare, no? E per non farci mancare nulla, piccola tappa al rifugio Pre-Saldon. Recuperiamo i funghi che avevamo nascosto alla partenza, Solo che le lasciamo qui nascoste nella speranza che nessun furbetto passi di dica: "Allah, guardate qua, delle mazze di tamburo fighissime", e ce le porti via. e ritorniamo a casa con la coda fra le gambe, ma un sacco di mazze di tamburo da mangiare. Figo, no? Al secondo tentativo ancora meglio, giornata strepitosa, colori autunnali pazzeschi, ma cosa vuoi che succeda? Succede che un po' la schiena e un po' la sciatica complicano la situazione e praticamente si torna indietro da subito. Allora, Monte Verzenis non raggiunto, questa è la maledizione della montagna, assolutamente, niente da fare, toccherà ritornare, riprovare a farla, e anche al secondo tentativo non ci siamo riusciti. Quindi niente, stesso posto, stesso parcheggio, stessa montagna, riproviamo a farlo per la terza volta. Oggi non c'è neanche Cristina. After two steps, I lost my balance. And you know, that's when the colors started to change. Should know better, 'cause you always do this to me. You do this to me. But you start to play, later disbelieve, but I don't make. And I promise myself it would never happen. Should know better, 'cause you always do this to me. Heartbroken and weak, but you start to play. Allora, dopo una piccola parte di cresta, incredibile e indescrivibile l'emozione che provi facendo questo tratto qua, è impressionante. Allora, adesso noi proseguiamo lungo il percorso, tiriamo su e, se Dio vuole, raggiungiamo sta benedetta vetta. Via si parte.
la cima del Monte Verzenis l'abbiamo raggiunta, un panorama a 360 gradi, qualcosa di veramente incredibile, valeva proprio la pena venire fino qua. Come sempre lasciamo un sassolino del sorriso, questo qua la Patodestina, speriamo che qualcuno lo raccolga e lo porta su un'altra vetta. Adesso proseguiamo il percorso e spalle. Monte Lovinzola raggiunto 1868 metri, non vi è voglia di scendere perché il panorama qua è qualcosa di incredibile. Ero arrivato con mia moglie la prima volta, il primo tentativo, e non si vedeva una cippa. Oggi invece è qualcosa di eccezionale. Peccato che non c'è lei. Bene, dalla stazione della teleferica noi vi salutiamo, adesso 1 ora e 25 saremo giù a Sella Kianzutan, nel parcheggio dove avevamo lasciato la macchina. Cosa dire, questo percorso, cioè, quando sei su in cresta, cioè, non sai dove guardare, è faticoso, mette dura la prova alle ginocchia, e ci sono certi punti abbastanza esposti, però è una poesia veramente, cioè, cosa incredibile. E adesso vi mandiamo la cartina tabacco, così vi spieghiamo in modo dettagliato il giro che abbiamo fatto. Vi aspettiamo ai prossimi video. Ciao a tutti, grazie.